Io la frequento, sì, sì. Mi piace molto prendere solo integrale e anche fare il bagno integralmente è una cosa bella. Cosa che crea imbarazzo alla gente, secondo lei? A me no, a me non mi crea niente. Il popolo dei naturisti ha trovato finalmente soddisfazione. Non sarà più necessario trascorrere le vacanze all'estero, il nudo integrale non sarà più a rischio sanzione. Dopo 8 anni di concertazione, la zona della Laguna del Mort a Jesolo è diventata, almeno per 400 metri di spiaggia, un'area attrezzata per coloro che preferiscono un contatto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali. Stimiamo che ci siano almeno 25.000 persone in Veneto che fanno naturismo, ma intendo naturismo non solo sporadico o diciamo in occasione delle vacanze, lo fa abitualmente come stile di vita. Molti di più coloro che praticano il nudismo da vacanza o che frequentano saune e bagni turchi. Dopo la Domenica Ecologica, il prossimo fine settimana si terrà l'inaugurazione ufficiale. È la prima in assoluto in Veneto, è la seconda in Italia per autorizzazione. La spiaggia al momento è naturista nel fine settimana, ma l'associazione che ne garantirà pulizia e decoro spera di farne uno spazio permanente. Il nostro sogno è quello di avere in futuro un campeggio, un agri-camping, una struttura insomma che è in grado di ospitarci e di fare vivere la nostra cultura naturista all'interno di questo. E poi chissà, far uscire dalla clandestinità la Brussa e trovare altre mini location. Dulcis in fundo, visto che ogni lido ha la sua miss. Perché non fare a Jesolo una Miss naturista o un Mister naturista? Visto che mi sembra che il progetto di Miss Italia sia saltato, poteva essere una bella occasione di